Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, benvenuti all'edizione della notte del nostro infofriulitv.net. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 828 nuovi contagi da Covid-19 sui 9.400 tamponi, pari all'8,78%, di cui 1.503 test rapidi antigenici. I decessi sono 8, a cui si aggiungono altri 7, verificatisi nei giorni precedenti dal 13 novembre al 22 dicembre. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59, mentre quelli in altri reparti a 641. Le persone risultate positive al virus dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono 50.653, i decessi 1.627. I totalmente guariti aumentano a 34.981, quelli clinicamente guariti a 895, mentre le persone in isolamento sono diminuite e raggiungono quota 10.947. È stato anticipato nella giornata odierna l'avvio dei vaccini anti-Covid agli operatori sanitari. Lo ha annunciato in una nota il presidente della Regione Fedriga e il vicegovernatore Riccardi. Le somministrazioni in Friuli Venezia Giulia sarebbero dovute cominciare domani. In questa battaglia dove ogni minuto guadagnato può significare una vita salvata in più, grazie a uno sforzo complessivo del sistema, siamo riusciti ad anticipare il via alle vaccinazioni al primo pomeriggio di oggi. Di questo, aggiungono Fedriga e Riccardi, ringraziamo il personale coinvolto che ha interpretato al meglio l'atteggiamento giusto per affrontare e vincere questa sfida. Le operazioni di somministrazione del vaccino, iniziate alle 14 a Monfalcone, Trieste, Udine e Tolmezzo, mentre a Pordenone l'equipe medica, spiega la Regione, ha cominciato a vaccinare dalle ore 13. Il direttore generale ha annunciato che per il momento non c'è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l'uccisione, il sequestro e la tortura della vittima Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto. Lo ribadisce in un comunicato la Procura Generale egiziana. La magistratura italiana il 10 dicembre scorso aveva chiuso le indagini contro 4 appartenenti ai servizi egiziani, passo che precede l'apertura di un processo. Ma la nota diffusa da Il Cairo torna a sottolineare che il procuratore ha incaricato le parti cui è affidata l'inchiesta di proseguire le ricerche per identificare i responsabili dell'uccisione di Giulio Regeni. Stiamo interloquendo con le Maer e scriveremo tra oggi e domani una lettera a Vestager e Breton. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli parlando con i giornalisti in Senato riguardo alla vicenda di Fincantieri. Secondo quanto ha scritto poi l'agenzia France Press, citando il Ministero dell'Economia di Parigi, il governo d'Oltralpe ha concesso un mese di tempo in più a Fincantieri per l'accordo con i cantieri navali ex STX, oggi Chantiers de l'Atlantique. Trieste, quale città di frontiera, deve avere un'attenzione particolare a quelle dinamiche patologiche che talvolta possono interessare queste aree. Collaboreremo con gli amici sloveni e quando sarà possibile, compatibilmente con le restrizioni anti-Covid, riprenderemo l'interlocuzione per svolgere insieme attività istituzionali di cooperazione. Lo ha affermato il neoquestore di Trieste, Irene Tittoni, parlando di immigrazione e rotta balcanica nel giorno del suo insediamento presso del capoluogo giuliano. I vigili del fuoco di Mailago, coadiuvati dall'autostrada giunta da Pordenone, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per domare un incendio di modeste dimensioni in un capannone adibito a lavaggio e depurazione nell'area della ZML, nella zona industriale a Maniago. L'intervento si è concluso con successo dopo circa 2 ore di lavoro, senza creare problemi alla produzione. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per giovedì 31 dicembre, cielo da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione, sulla costa soffierà Borino al mattino. Le temperature, le minime in pianura oscilleranno tra i 0 e i 3 gradi, le massime tra gli 8 e gli 11, sulla costa le minime tra i 4 e i 7 gradi e le massime tra gli 8 e gli 11 gradi, lo zero termico a 1000 metri. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di infofriulitv.net. Per quanto mi riguarda, e vista l'ora, buonanotte a tutti.